Start da Rifugio Alpino Monte Cabrera, destinazione il bivacco Testa. Saliamo a destra, proseguiamo dritti. Qui giriamo subito a sinistra. Attraversiamo la strada. Ed eccoci arrivati al passo Biblen. Proseguiamo a destra. Quasi arrivati in cima. Ecco la croce di vetro del Secredondo. Noi adesso proseguiamo per la croce a destra. Noi andiamo dritti. Secretond. Attenzione! Bivacco Testa sempre dritti. Qui a destra. Quasi arrivati. 2 ore e 5 minuti. Eccoci arrivati al bivacco Testa. Brava Barbara. E vai. Bello. Eccoci, adesso andremo a curiosare. Esatto. Ciao. Vediamo l'interno. Guardiamo l'interno? Siamo curiosi? Devi Riusciamo? aprire. Ah, devo aprire qua. Un attimo. Vediamo. Che bello. Bellissima. Sì. Ci sono 2 tavoli, la panca, la stufa a legna con le pentole e un piccolo fornetto a gas con la moka per fare il caffè. Naturalmente se si usufruisce della stanza, della stufa o del fornetto, noi vi consigliamo di mettere un contributo, perché chi si occupa di tenere in ordine naturalmente ci mette anche del suo. Esatto. Quindi un piccolo contributo non sta mai male. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione al bivacco Testa? Ma
io la considero una buona escursione, sono 2 ore di camminata, un sali e scendi, un pezzo in mezzo al bosco, quindi comunque vi consiglio di vestirvi bene se lo venite a fare d'inverno come noi adesso, infatti vedete, pantaloni in costine di velluto, sciarpa e cappellino di lana per tenervi caldo, invece d'estate mi raccomando tanta acqua. E la baita è bellissima, il bivacco che più che altro sembra una piccola casetta nel bosco, la passeggiata è gradevole e non è nemmeno faticosa secondo me, quindi vi auguro semplicemente una buona passeggiata e una buona escursione. Ciao! Qui a destra il sentiero che sale dal Vertova, noi ripercorriamo il sentiero dell'andata. Qui giriamo a destra. Attenzione, entrati in salita, ritorno. In cima all'intaglio. Ed ecco davanti a noi l'imponente mole del Monte Secretondo. Monte Secretondo che tu hai scalato. E che non scaleremo più. Ah! Ok, adesso torniamo in discesa al passo Biblen e poi torniamo la macchina in salita. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai. Per il rientro ignoriamo il sentiero percorso all'andata e giriamo a destra. Seguiamo sempre la strada. Qui ci riattacchiamo alla strada e proseguiamo verso il rifugio. Qui ci si riattacca al percorso iniziale e si gira a destra.